Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana in diretta insieme fino alle 13:30, parleremo di cronaca, avremo collegamenti con le varie città e torneremo a parlare dell'omicidio, dei due fatti di sangue avvenuti nella Marca, l'omicidio di Vincenza Saracino. Si stringe il cerchio intorno al killer che avrebbe ucciso la donna, la cinquantenne trovata a Treviso, a confine, in una fabbrica dismessa a confine tra Preganziol Zerobranco e Treviso. E ovviamente torneremo a parlare del giallo, della morte di Alex Marangon, trovato a Ciano del Montello sul Piave. Il ragazzo, vi ricordo, era andato ad un evento e poi era uscito intorno alle 3 del mattino. Di lui poi si erano perse le tracce fino al ritrovamento martedì scorso sul Piave. L'autopsia ha confermato gravi traumi alla testa e al torace. Si dovrà capire che cos'è realmente accaduto e soprattutto, insomma, i carabinieri stanno risentendo i partecipanti all'evento, ai riti sciamanici, come avevamo già detto nei nostri telegiornali, quindi cercheremo di capire che cosa è accaduto e se qualcuno, come aveva lanciato l'appello la mamma, aveva visto qualcosa, aveva chiesto alla mamma si faccia vivo anche in forma anonima, ma si cerca, insomma, di capire, di ricostruire quel terribile giorno, quella terribile notte di sabato scorso. Ed ora invece parliamo però di un'altra tragedia che riguarda invece l'ennesima tragedia sul lavoro. È accaduto a San Martino di Lupari, dove ieri poco dopo mezzogiorno è stato trovato il corpo senza vita di un agricoltore di 52 anni caduto nel carro miscelatore all'interno della sua azienda. Aveva 52 anni Gianni Zanetti, agricoltore di San Martino di Lupari. Da sempre gestiva l'azienda di famiglia e anche domenica mattina si era recato in via del Confine per occuparsi dei capi di bestiame che accudivano una stalla per conto terzi. Cosa sia accaduto sarà l'indagine aperta dalla Procura di Padova a stabilirlo. A lanciare l'allarme la famiglia, la madre e i fratelli, che non vedendolo rincasare per il pranzo della domenica si sono precipitati verso la stalla. Qui, cercando di chiamarlo, hanno capito che il 52enne era finito nel carro miscelatore attraverso il quale viene distribuito il cibo alle bestie. Vana la corsa dell'ambulanza dall'ospedale di Cittadella, così come l'arrivo dell'elicottero del SUEM. I vigili del fuoco hanno dovuto smontare il macchinario per riuscire a ricomporre il corpo di Gianni Zanetti. A seguire le indagini, i carabinieri. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il macchinario è stato sottoposto a sequestro. Si tratta del quinto infortunio in una settimana nell'Alta Padovana. Ed anche un infortunio sul lavoro nella Marca, paura ieri pomeriggio a Nervesa della Battaglia per un incidente agricolo che ha coinvolto un trentenne rimasto parzialmente schiacciato sotto un trattore. Sul posto si sono portati ambulanza, automedica ed elisoccorso di Treviso. Emergenza, per fortuna solo traumi di media gravità. Il giovane è stato trasportato a Treviso in ospedale. Ed oggi in carcere a Trento l'interrogatorio di garanzia di Tari Ardair, il 33enne albanese di Silea che venerdì scorso a Borgoricco ha sequestrato una 26enne sua connazionale e il bambino di lei. Per seguire i movimenti della donna, che era diventata la sua ossessione, del marito di lei, aveva installato dei GPS nelle loro auto. Da tempo Tari Ardair, 33enne, barbiere albanese di Silea, controllava la famiglia di connazionali che viveva a Borgoricco fino al sequestro della 26enne del suo bambino avvenuto il 5 luglio mentre la donna stava portando all'asilo il piccolo. L'uomo era uscito dal carcere lo scorso 1° maggio dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi proprio per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della vittima con cui in passato aveva avuto una relazione. Forse da quel giorno aveva iniziato a pianificare la sua vendetta, una vendetta che, se non fosse stata per la prontezza del marito di chiamare i carabinieri e dell'appuntato che ha telefonato alla donna capendo l'emergenza, avrebbe potuto avere un esito drammatico. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamare e di dire che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria.
però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, in macchina con lui. Durante il tragitto purtroppo abbiamo vissuto anche noi momenti molto drammatici, abbiamo temuto per la vita della signora perché l'indagato continuava a dire che se avesse visto i carabinieri in uniforme avrebbe ammazzato la signora e le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. I carabinieri stanno indagando per capire come si sia comportato Ardair dopo l'uscita dal carcere, come avesse pianificato il sequestro di venerdì 5 luglio. Il 33enne venerdì mattina, nonostante avesse ancora un divieto di avvicinamento, era arrivato a Borgoricco con fascette di plastica per legare, piedi di porco, mazza da baseball e un coltello con il quale ha minacciato e sequestrato la 26enne e il figlio di 5 anni. L'intento dell'uomo forse era quello di commettere una strage e uccidere tutti. Ora Ardair è in carcere a Trento e in queste ore si dovrebbe svolgere l'interrogatorio di garanzia. Ed ora andiamo invece nella Marca per l'omicidio di Vincenza Saracino. La svolta potrebbe arrivare, come vi abbiamo detto, davvero a stretto giro. Anche i carabinieri negli ultime ore hanno visionato le immagini delle telecamere pubbliche e private tra Preganziol e Canizzano. Sentiamo. La svolta potrebbe essere vicinissima per dare un nome e un volto al killer di Vincenza Saracino, la cinquantenne trevigiana originaria di Molfetta, trovata morta mercoledì sera in un capanno dismesso in via Malaviste a Canizzano dopo 24 ore dalla sua scomparsa. Gli inquirenti sono fiduciosi, in loro possesso c'è una marea di dati e informazioni, non solo e non tanto lo smartphone della donna rinvenuto vicino al cadavere, ma anche e soprattutto le telecamere dislocate tra il sexy shop di Preganziol dove lavorava e l'abitazione di Canizzano dove viveva con marito e figlia. 6 chilometri circa di stradine di campagna che Vincenza, per tutti Enza, era solita percorrere a bordo della sua bicicletta. Occhi elettronici pubblici e privati che i carabinieri stanno visionando senza soluzione di continuità e che potrebbero aver incastrato il killer con cui la donna aveva probabilmente un appuntamento. L'autopsia infatti non ha riscontrato segni di trascinamento ma ha confermato la violenza cieca, 5 le coltellate inferte a Saracino tra mandibola e collo nella parte sinistra del corpo, 2 le fratture sempre in volto. Nel novero dei sospettati non ci sarebbe, e questo fin dalle prime ore, nessun familiare della vittima. Certo è che la donna conosceva quasi certamente il suo aguzzino attorno al quale si sta chiudendo il cerchio di un'indagine meticolosa quanto delicata. Ed ora torniamo a parlare di Alex Marangon. Sono proseguite per l'intera giornata anche ieri le indagini dei carabinieri che hanno risentito alcuni dei partecipanti al rituale sciamanico. Intanto emergono nuovi dettagli sull'autopsia che confermerebbero l'ipotesi di una vera e propria mattanza. Nuovo appello dei familiari, prima o poi la procura chiuderà il cerchio, dicono parlate, non finisce così. Sarebbe stato colpito molte volte Alex Marangon prima di finire praticamente esanime nelle acque del Piave. Le numerose costole rotte riscontrate nel corso dell'autopsia lo confermerebbero in maniera drammatica, e questo su di un corpo già martoriato, il cranio parzialmente sfondato, l'emorragia al torace. Man mano che si aggiungono dettagli, l'ipotesi della caduta accidentale o addirittura provocata si allontana. Resta la peggiore, quella della mattanza, con dei colpi di bastone o delle pietre da fiume, ma la possibile arma del delitto ancora non si trova. L'avvocato Stefano Tigani, già legale della famiglia di Giulia Cecchettin, rappresenta la mamma di Alex, la signora Sabrina, che fin dall'inizio di questa storia, esattamente una settimana fa, escludeva qualsiasi tipo di gesto volontario. Se effettivamente quel tipo di lesione sono state la causa della morte del giovane, evidentemente, comunque con altissima probabilità, a monte c'è un fatto omicidiario. Non solo, l'autopsia non avrebbe riscontrato lesioni alle mani. Se fosse stata una caduta o un rotolamento, probabilmente Alex avrebbe tentato di salvarsi, almeno come riflesso incondizionato, ma un conto sono i segni sul corpo del 25enne che suggeriscono lo scenario più terribile, un altro sono le testimonianze. C'è un buco nero di oltre 3 ore da ricostruire, quello tra l'allontanamento del giovane nel corso del rito sciamanico all'abbazia di Vidora e l'allarme dato a soccorsi e forze dell'ordine.
dell'ordine. Sopralluoghi più approfonditi da parte dei carabinieri con il nucleo scientifico sono attesi entro la metà della settimana, sia nella zona dell'Abbazia che nell'isolotto di Ciano, dove è stato rinvenuto Alex, 6-7 chilometri più a valle. Ogni elemento ora è utile. Lo stesso Tigani parla di una telecamera. Peraltro mi era stata segnalata, ma l'ho fatto presente al dottor Valmassoi, una telecamera fuori dall'abbazia, quelle tipo a 360 gradi, chissà che magari anche da lì non si capisca qualcosa. Intanto dei 20 partecipanti al rituale di sabato sera i carabinieri ne hanno risentito 5 solo nelle scorse ore, da quando la procura ha aggiornato il fascicolo da morte conseguente di altro reato a omicidio volontario. Altre persone verranno ascoltate a stretto giro di posta. A loro si rivolge ancora una volta la famiglia. Tanto prima o poi qualcuno lo scoprirà cosa è successo, quindi se qualcuno è coinvolto anche marginalmente, anche solo dal punto di vista oculare di quello che può essere successo, non aggravi la propria posizione, si faccia avanti, è una famiglia distrutta, mettano la mano sulla coscienza e speriamo davvero che si chiuda a breve. E non passa ora che non emerga un nuovo dettaglio, come la confidenza fatta da Alex a un amico prima di recarsi a Vidor. Alex aveva paura. Di chi e di che cosa non è ancora dato sapere. Non era infatti il suo primo rituale sciamanico, ma questa volta, la terza, aveva confidato a un amico di avere dei timori a partecipare. Una sensazione, una suggestione, forse una certezza. Toccherà agli inquirenti considerare anche questo nuovo elemento, trapelato da fonti vicine alla famiglia, e quindi da appurare. Di certo qualcosa nel corso del rituale all'interno dell'abbazia di Vidor, organizzato dal guru Andrea Zuin, si è incrinato nella notte tra sabato e domenica. Sono le 3 quando Alex urla quello che sembra un no e si allontana come spaventato. A rincorrerlo è uno tra i 20 partecipanti, che ritorna poco dopo dicendo che il 25enne non si trova. Fuori è buio pesto. La musica viene fermata, così come il rito, che vede la presenza di uno sciamano sudamericano. Tra i presenti c'è chi è sdraiato a terra, chi seduto. I più sembrano alterati dopo aver forse bevuto della tisana con l'ayahuasca, un'erba allucinogena. Saranno gli esami tossicologici a dire se Alex l'avesse assunto o meno. Non si esclude la presenza di altre sostanze. Anche per questo tra i partecipanti ci sarebbero stati diversi gradi di lucidità e quindi di reattività. Un altro elemento al momento certo è che le ricerche siano iniziate da lì a poco. Delle testimonianze confermerebbero di aver sentito gridare il nome di Alex e di aver visto delle luci come delle torce. Perché Alex è uscito dall'abbazia? Come ha fatto a scomparire così nel cuore della notte? È possibile che il ragazzo abbia trovato il suo killer o i suoi killer all'esterno della struttura, lungo il Piave? Un brutto incontro, insomma. Alex che vede qualcosa che non doveva vedere. Non finisce qui, dicono la mamma e i familiari, ed è questa la speranza di Marcon, dove il giovane viveva. Speriamo prima o dopo di poterla sapere, insomma, sta cosa che è successo, come si può dire. Sì, Nerassa veramente senza parole. Per me sì, è una tragedia, per la famiglia è naturalmente giovane, un ragazzo giovane. Solo il fatto di mettermi nei panni della famiglia mi toglie il fiato, perché mi immagino essere, io ho 2 figli, quindi mi immagino essere un genitore che perde un figlio. Penso che la cosa che possano volere, e immagino che possano volere, è un po' di chiarezza su quello che, almeno per sapere quello che è accaduto. Ed ovviamente poi sentiremo il nostro Christian Arboit che si trova a Vidor, sentiremo le ultime novità, sperando insomma che ci sia presto una svolta, che si chiarisca davvero la morte di questo ragazzo di appena 25 anni. Ed andiamo a Vicenza e parliamo di sicurezza. La questura è sotto organico e su questo è in atto una battaglia politica per ottenere rinforzi. La buona notizia è che invece sul fronte dei Carabinieri, 13 giovani militari appena arrivati si aggregano al comando provinciale di Vicenza, 9 di questi sono carabiniere. Nell'occasione noi abbiamo sentito il comandante provinciale.
Al comando dei provinciali di Carabinieri di Via Muggia, oggi è una giornata importante, con me il comandante Giuseppe Moscati, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E qui perché c'è stata una cerimonia importante di insediamento, di accoglienza di nuovi carabinieri. Quanti sono e soprattutto è un evento straordinario, comandante? Ma allora sono 13 nuovi carabinieri, in particolare sono 9 ragazze e 4 ragazzi che giungono in provincia di Vicenza. Il dato fondamentale, a cui corre anche la popolazione, è che l'alimentazione degli organici dell'Arma dei Carabinieri in provincia è costante. Ecco, e il punto è che arrivano in un momento in cui c'è grande richiesta di sicurezza in generale, abbiamo visto anche altre forze dell'ordine, penso solo alla questura, alla polizia, dove sono delle carenze, e questo segnale comunque è confortante, no? Per riuscire a sostenere la domanda che c'è. Ma allora, è importante, ma il Comando Generale dell'Arma e la Legione Veneto di Padova forniscono particolare attenzione agli organici di questa provincia. Pertanto è un'alimentazione che, come ho detto prima, è costante. Questi carabinieri giungono, sono in servizio da oggi e andranno in incarichi prettamente operativi. Questo vuol dire che le pattuglie sul territorio rimarranno costanti perché è necessario preservare il territorio e la nostra comunità. Ecco, diceva prima, un attimo fa, un punto delicato è quello dell'assistenza alla violenza, in particolare le soldatesse e i carabinieri donna saranno dedicati dove? Ma allora, innanzitutto questa percentuale statistica è un po' un segno dei tempi. E noi abbiamo molto a cuore la formazione nel settore della violenza di genere. Questo in particolar modo, avere queste risorse, queste ragazze, il personale femminile ci aiuta nella ricezione delle denunce, perché ovviamente oltre ad aver aperto 3 stanze per le adozioni protette in provincia, quindi sono stanze connotate da un particolare arredo per consentire alla vittima di rivolgersi in maniera empatica al nostro personale, anche la presenza ovviamente di personale femminile aiuta in questo per chiaramente consentire alla vittima di aprirsi più agevolmente. Ecco, soprattutto in questo momento alla vigilia probabilmente di un tavolo del ordine alla sicurezza per il periodo estivo, anche questo, ci sono dei rinforzi, magari immagino per la prevenzione, per i furti nell'abitazione. Abbiamo visto anche altre zone di Vicenza dove c'è già un servizio di prevenzione. Come ho detto prima, queste unità vanno a infoltire sicuramente una proiezione esterna che deve essere costante alla stregua appunto della presenza delle caserme, perché come ho detto anche alla festa dell'Arma, gli orari di apertura delle caserme sono stati allargati per consentire alle persone di rivolgersi più agevolmente ai carabinieri. Va bene, allora intanto le auguriamo buon lavoro a lei e ai nuovi arrivati. Un buon lavoro soprattutto a questi ragazzi. La cosa più bella di questi momenti è vedere l'entusiasmo che li anima, quindi un buon lavoro a loro. Ed ora un incidente è avvenuto questa mattina sulla Transpolesana, un tamponamento a catena con 7 veicoli coinvolti. Secondo i primi riscontri a innescare l'incidente sarebbe stata la sbandata di un'auto, 6 le persone rimaste ferite fortunatamente in maniera lieve. Dalle 11 la circolazione è indirizzata sulla sola corsia di marcia, sul posto sono intervenute squadre ANAS, il 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per la regolazione della viabilità al fine di consentire il ripristino alla normale viabilità nel più breve tempo possibile. Dunque 6 persone ferite, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Ed ora invece andiamo in Friuli ad Udine perché c'è stato un incidente mortale. Perde il controllo della propria auto e si schianta contro un muro lungo la tangenziale a Udine, morendo sul colpo. Grave invece la moglie. E di un morto e una donna ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 luglio lungo la tangenziale di Udine. La vittima, Gianfranco Filaferro, 68 anni, manager presso un'azienda di Monfalcone alla guida dell'utilitaria. La persona ferita, la moglie, che era seduta a fianco, trasportata in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, secondo la dinamica del sinistro, avrebbe perso il controllo dell'auto, impattando violentemente contro un muretto, morendo praticamente sul colpo. Rilievi di legge da parte dei carabinieri, sul posto anche vigili del fuoco e soccorso stradale per la rimozione del mezzo, la pulizia e la messa in sicurezza dell'arteria.
Pauroso incidente a Montebelluna questa mattina all'uscita del cavalcavia della Feltrina in direzione Belluno. L'impatto con un altro mezzo probabilmente provocato da una mancata precedenza che ha fatto capovolgere a ruote all'aria l'auto incidentata. Secondo i testimoni il conducente sarebbe uscito autonomamente dal veicolo. Sul luogo un'ambulanza del SUEM 118 e la polizia locale per i rilievi del caso. Un tratto quello che incrocia con via Schiavonesta, già teatro di altri gravi incidenti. Ed ora rimaniamo nel Trevigiano e parliamo di furti, perché l'associazione Furti in Corso mette nuovamente in guardia, stavolta dai colpi nelle abitazioni in zona San Zeno, ladri che si arrampicano sui tubi del gas. Via Zaniol, via Zambeccheri nel quartiere di San Zeno a Treviso, ladri che si arrampicano non più sulle grondaie ma sui tubi del gas per raggiungere le finestre e poi utilizzando un cacciavite forzare le persiane ed entrare. Più colpi negli ultimi tempi, preziosi e contanti nel mirino dei malintenzionati. So che ci sono stati dei furti all'interno dei giardini, all'interno degli appartamenti. L'anno scorso per esempio alle 6 del pomeriggio hanno rubato ai vicini qua dietro, 6 del pomeriggio. In 10 minuti, 20 minuti gli hanno svuotato la casa. Poi nelle settimane scorse ci sono stati altre denunce, altre chiacchierie di furti, gente strana che gira in zona. Stradine interne, non di passaggio, tranquille dice chi ci abita, ma allo stesso tempo poco sorvegliate. Una pattuglia dei carabinieri, polizia, vigili, almeno nei quartieri più stretti non si vedono tanto facilmente. In zona si sono visti ultimamente individui con addosso la pettorina di addetti del gas che si aggiravano per le case chiedendo di bollette non pagate e fotografando le condutture. Il sospetto è che fossero degli impostori e stessero monitorando la zona. Quel che è sicuro è che anche qui i furti sono ciclici e perpetrati da soggetti di diverso tipo, talvolta ladri di professione, talvolta giovanissimi. Fanno un raid da 7-10 giorni? 7-10 giorni, fanno 4-5 appartamenti, quello che è, poi non li senti per mesi. E poi ritorna. E poi ritorna, sì. L'ultima volta che so che hanno beccato qualcuno erano ragazzini, tra i 14 e i 18 anni, quindi non è che parliamo di uomini, parliamo di ragazzini. Il ladro denunciato dai carabinieri incastrato da una traccia di sangue lasciata nel negozio derubato a Padova. A tradirlo è stata una macchia di sangue uscita da un taglio provocato quando ha rotto il vetro del negozio per compiere un furto. Un ladro di 27 anni residente nella Bassa Padovana a distanza di 4 mesi dal furto commesso in un locale di Montegrotto Terme è stato denunciato. Lo scorso 28 febbraio l'uomo aveva infranto la vetrina e rubato denaro contante, sacchi di caffè e svariati prodotti dolciari, ma si era ferito. I carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato la traccia di sangue che era stata poi fatta analizzare dal RIS di Parma. Avendo il 27enne già dei precedenti penali, è stato riconosciuto e denunciato. Ora dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Ed ora torniamo a parlare della tragedia avvenuta a Vidor, della morte di Alex Marangon, perché a Vidor per noi c'è il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela. Abbiamo appena intervistato, lo vedi alle mie spalle, adesso non vuole più parlare, ha già parlato, fra poco ti farò sentire le sue dichiarazioni. Andrea Zuin, quello che è stato definito in questi giorni il guru di Vidor, è stato molto disponibile, è stato con noi un quarto d'ora, adesso vedi, ecco Nicoletta lo sta riprendendo, sta rientrando ovviamente nell'abbazia dove una settimana fa, poco più di una settimana fa, è avvenuto quello che tutti sappiamo, nonostante i 1000 interrogativi, nonostante i mille dubbi. Allora, cosa ha detto Zuin? Il tempo poi di trasmettervi la diretta, le sue parole. Zuin dice: volevo molto bene ad Alex, mi dispiace per tutto quello che è. Sono in contatto con la famiglia, mi sono sempre reso disponibile nei confronti appunto dei carabinieri e conferma di essere sentito più volte proprio dagli inquirenti, dai carabinieri, di aver dato tutte le indicazioni. Poi appunto è un'agenzia di oggi, se ne parla di questi due curanderi o sciamani, insomma, che non si troverebbero, che mancherebbero quindi all'appello.
contatto anche con loro. Non si trovano in zona, non si sa se si trovano appunto in Italia o all'estero, tra loro c'era uno sciamano appunto sudamericano, però per l'appunto Zouin dice nessuno è sparito, nessuno si è dato alla macchia, tutti abbiamo collaborato fin dall'inizio per le ricerche di Alex. Ovviamente una vicenda che va chiarita sotto tutti gli aspetti, però facciamo così, Daniela, il tempo, adesso vi riversiamo l'intervista perché è molto molto significativa e per la prima volta si dicono delle cose nuove, anche se per l'appunto lo stesso Zouin si dice meravigliato ed esclude categoricamente che l'assassino si trovi tra i partecipanti del rito di una settimana fa, e dice anche: la stampa ci ha dipinto come dei mostri, ma noi non lo siamo gente normale che appunto si ritrova per dei rituali collettivi. E quando gli abbiamo chiesto di queste sostanze psicotrope, lui ha affermato che sabato sera scorso si sono assunte delle purghe, quindi delle sostanze che servono proprio per purificare l'organismo e che magari possono avere degli effetti, ma nulla di psichedelico o deliroide. Queste sono le sue parole, ma appunto penso sia opportuno che le sentiate fra poco direttamente da lui. Quindi Daniela, sì, fra qualche minuto ti richiederò la linea. Sì, Cristian, io volevo solo chiedere, visto che sei riuscito a parlare con lui, diceva insomma tutti abbiamo collaborato, nessuno è sparito, però insomma da quello che avevamo capito mancano 2 persone che si sono allontanate, 2 colombiani. Allora, lui dice sono in contatto con loro, quindi non si sono dileguati in questi giorni. Lui dice questo sostanzialmente ed esclude che queste 2 persone possano essere coinvolte in quella che sembra essere una mattanza. Quindi adesso dobbiamo far combaciare le informazioni, cioè è possibile che non siano più sul territorio nazionale, ma che allo stesso tempo gli inquirenti non li abbiano persi di vista, non abbiano perso i contatti. Di certo Zouin non ha perso i contatti con queste 2 persone. Questo va detto e insomma io te lo riporto. Ecco Cristian, un'ultima domanda, poi ti lascio e ovviamente torneremo in diretta con te fra qualche minuto. Si parlava di queste sostanze psicotrope, lui dice insomma non ad effetti magari così gravi, però insomma sta di fatto che la certezza è che Alex sia uscito intorno alle 3 del mattino, però gridando no e uscendo, quindi insomma qualcosa probabilmente che lo abbia o spaventato o non fosse così lucido. Allora, poi lo sentirai direttamente dalla voce di Andrea Zouin. Lui dice che alle 3 il ragazzo si è allontanato, che è stato in qualche modo rincorso da 2 persone, che queste 2 persone poco dopo sono rientrate dicendo di non ritrovarlo più, di non vedere più Alex. Immagina l'oscurità della notte, siamo in una zona in riva al Piave, quindi lui riporta questo. A domanda specifica, gliel'ho fatta, la sentirai, ma tu hai sentito gridare Alex? Andrea Zouin mi dice di no, dice no, io non ho sentito gridare nessuno, anche perché io in quel momento stavo suonando, quindi questo. E poi appunto Zouin dice che nel momento in cui sono rientrati i 2 partecipanti che avevano rincorso Alex, la musica si è fermata e tutti si sono messi alla ricerca di Alex. Per quanto riguarda quella tisana, quella sostanza, insomma ti ribadisco quanto detto da Zouin, si tratta di una tisana appunto depurativa, ecco, questo è il termine di fatto utilizzata.
utilizzato. Però appunto, ripeto, adesso ti mando l'intervista, penso sarà molto importante partire proprio dai termini utilizzati da Andrea Zuin, quello che è stato definito in questi giorni come il guru di Vidor. Grazie davvero, grazie Cristian. Ovviamente attenderemo sia l'intervista per cercare di chiarire, di capire qualcosa in più di questa vicenda, di questo mistero e comunque di questa tragedia in cui è morto proprio il 25enne Alex Marangone. Poi noi avevamo visto anche un'intervista con Alex sorridente, per cui insomma fa davvero male sapere che è morto. Bisognerà davvero capire perché è morto, che cosa è accaduto in quel frangente quando lui è uscito e poi è scomparso nel nulla. Quindi insomma ovviamente ci ricollegheremo con il nostro Cristian Arboit. Prima di andare in pubblicità però io andrei a Venezia, a Mestre anzi esattamente, perché spacciavano davanti alla chiesa la denuncia del parroco di Viale San Marco. Sentiamo la nostra Anna Maria Parisi. Spaccio ripreso dalle videocamere della canonica della chiesa di Viale San Marco a Mestre, chiesa San Giuseppe. Spaccio che è stato denunciato dal parroco della chiesa San Giuseppe, Don Natalino Bonazza, sui social, e il suo post è diventato subito virale. Don Natalino ha appena ricevuto la visita degli agenti della questura di Venezia. Sì, li ho anche ringraziati perché sono venuti per rendersi conto di cosa è avvenuto qui qualche giorno fa, in un posto che diciamo è piuttosto defilato, e del resto coloro che cercano di compiere questi atti devono farlo di nascosto. Difatti si guardavano continuamente intorno per essere sicuri di non essere osservati. La telecamera alle nostre spalle, di fronte a noi il parcheggio. Questi fatti, diceva, accadono frequentemente qui in Viale San Marco? Allora, capiamoci, non è che io tutto il santo giorno sto lì a vedere cosa fa la videocamera. L'episodio è nato dal fatto che ho sentito delle voci un po' esagitate mentre ero in casa. Prima di tutto ho controllato che cosa avveniva all'esterno visionando il filmato della videocamera, e per la prima volta ho visto un episodio del genere. Non posso dire che sia una cosa abituale, penso che questa gente che probabilmente viene da fuori cerchi sempre di luoghi nascosti. È un po' si potrebbe dire, il punto debole del nostro quartiere. C'è molto verde, spazi aperti, tanti angoli belli anche, però è proprio dove loro possono andare a infilarsi per combinare i loro schiaffari e non essere visti da chi viene dall'esterno. Lei comunque ha tutto documentato, perché nelle riprese della sua videocamera si vedono le persone, chi sono, la giovane età, la targa dell'auto dello spacciatore e così il pusher che arriva in bicicletta. Sì, tutto questo si vede in maniera abbastanza nitida, direi. Evidentemente io non faccio come si può dire, l'investigatore, no, certamente, però il senso anche di questa videocamera serve come deterrente, perché purtroppo questo angolo del piazzale della chiesa, soprattutto di sera, può diventare un posto un po' pericoloso, mette un punto di passaggio per tante persone che abitano nei quartieri qui vicino. Senta, alla luce di questi fatti possiamo dire che il Viale San Marco è una zona un po' off limits o addirittura pericolosa? No, non direi che è pericolosa. Io ormai ci abito da 11 anni, non è pericolosa di per sé. Secondo me è una zona che ha le sue fragilità, cioè noi siamo un quartiere apertissimo, si può entrare da Viale Vespucci, da Via Forte Marghera, da San Giuliano, lo si può attraversare con molta facilità. Penso che questo sia appunto una, come dire, fragilità urbanistica, ma non la metterei assolutamente sul piano del disagio sociale, non più marcato di quello che c'è altrove. Ecco, certo, noi siamo permeabili, per così dire, e questo è il punto. E forse quello che il salto di qualità, ma fa parte del mio temperamento, lo ammetto, è che invece di chiuderci in casa e lasciar fare l'esterno, dobbiamo in qualche modo riconquistare il nostro territorio.
territorio, perché dove si può camminare la sera tranquilli per andare a prendere un gelato, per fare 2 corse fino al parco, per ritrovarsi intorno a una panchina, dobbiamo tornare a vivere il quartiere e non ritirarci come se fossimo degli assediati nelle nostre case. Per il resto, sì. viva il Viale San Marco. Ecco, questo è il messaggio di Don Natalino Bonazza: non arrendiamoci alla criminalità, anzi popoliamo la nostra città, il nostro quartiere per renderlo più vivibile, più sicuro. Siamo a Mestre, in Viale San Marco, 2 passi da San Giuliano, dal tram che porta a Venezia. Grazie a Don Natalino Bonazza, linea allo studio. Grazie davvero anche alla nostra Anna Maria Parisi e al suo ospite. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi davvero torniamo con tanta cronaca ancora e per tornare a parlare della morte di Alex Marangon. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio, che insomma conoscete già, Mirko Casteller, psicoterapeuta. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie di l'invito. E parliamo, poi sentiremo le parole di quello che è stato definito il guru di Vidor, questo evento che è avvenuto qualche giorno fa con riti o meno sciamanici. Questo sarà tutto da appurare. Sta di fatto che insomma anche il guru di Vidor ci diceva, e poi lo sentiremo dalle sue parole, hanno preso delle tisane depurative, qualche effetto lo dà. C'è chi invece dice insomma sono più di qualche effetto. Abbiamo sentito anche poi nel servizio che avevamo mandato in onda prima proprio il fatto che Alex sembrava insomma preoccupato di questo evento, eppure è andato, come probabilmente fanno anche molti giovani, un po' forse per provare questo, insomma, questo rito, questa cura della mente e del corpo, però io quello che le vorrei chiedere, non questi riti, ma l'assunzione di queste tisane, ecco, chiamiamole così, tisane però che sono comunque a base di sostanze psicotrope o allucinogene, anche se appunto non sembra confermato, lo confermerà poi l'autopsia, comunque gli esami tossicologici, cioè possono essere rischiosi. Adesso questo è stato un evento, magari altre volte non è mai successo niente, però possiamo dire con certezza, io sono un clinico, quindi certi riti preferirei osservarli nei film storici più che frequentarli dal vero. Quello che è certo è che ci sono delle persone che cercano il senso della propria esistenza e non sono disposte ad avere confini per ricercare questo senso. Cioè secondo lei si va oltre il confine? Assolutamente, oltre il confine della realtà, perché nella realtà la propria esistenza magari non la soddisfa, non è significativa. E come si fa ad andare oltre la realtà? O si sogna, e quindi c'è una fase della vita in cui le persone sognano, oppure durante il sonno, oppure si usano delle sostanze che ci staccano totalmente dalla realtà. I giovani cosa fanno? Usano i social, usano i mondi paralleli, usano la virtualità e magari si fa uso di queste sostanze che possono essere, si presentano anche legali, ma sicuramente superano sia la pia madre che l'arachnoide, che sono le membrane principali a livello encefalico, creando, non dico una dipendenza, ma quantomeno un'alterazione della realtà. Poi non si dimentica, non si sa cosa succede, si vedono cose che in realtà non esistono e quindi l'uso di quelle sostanze può alterare fortemente la capacità cognitiva. Ecco, io non ho molta cognizione di queste sostanze, ma ci dicono che uno rimane cosciente di essere, insomma, sa chi è, però appunto, come diceva lei, vede una realtà distorta. Ecco, le proprie paure come prendono forma questo? Io non conosco quali siano le sostanze specifiche che sono state l'ayahuasca era una di quelle che è questa pianta che dicevano, insomma io non ne so, ma che dicevano che miscelata con un'altra pianta queste due molecole formano una sostanza che potrebbe dare. Quello che è certo è che io dubito che chi partecipa a quei riti lo faccia per fare un percorso salutare nella quotidianità. Probabilmente chi partecipa vuole uscire dalla realtà e dalla quotidianità, perciò queste sostanze creano un'alterazione.
È vero che probabilmente mantengono quella forma di coscienza e quindi non fanno perdere la propria coscienza, però probabilmente rievocano le proprie paure, i propri demoni, le proprie sensazioni nascoste. Nello specifico, ripeto, qui siamo in presenza di persone che cercano senso alla propria esistenza. Poi tutto questo viene vestito da equilibrio, da percorso mantrico, da chakra, da tutte quelle cose molto interessanti che appartengono ad altri mondi che non sono clinici, che non sono quelli che io frequento. Purtroppo noi pensavamo che fossero pochi, in realtà abbiamo visto che questi eventi sono ripetuti e quindi tanti giovani che fra l'altro pagano, perché se magari uno dice ma lo facciamo perché proviamo, però sono comunque eventi al quale insomma viene messa una tariffa, per cui e poi la cosa che a me così ha un po' lasciato titubante è che poi dopo questo effetto comunque si sta male, proprio perché si dice depura il corpo, quindi ma questi sono dei riti. Esatto. L'essere umano ha bisogno della ritualità e ne ha molto più bisogno, sempre più bisogno, nel momento in cui perde dei punti di riferimento nella società. Il rito era presente nella preistoria, il primo rito è stato il rito funebre, cioè l'individuare un punto all'interno del quale si ricordava un soggetto, la persona che non c'era più. I riti ti permettono di appartenere a un sistema, a una sensazione, a una necessità di purificazione. Ma chiediamoci da cosa? Purificarsi da cosa? Purificarsi magari da una vita che non trova soddisfazione, da degli equilibri interiori che le persone devono ricercare e che pensano di trovare in quelle forme di ritualità che non appartengono alla nostra cultura, appartengono a ben altre culture, sono presenti in altre culture, però trovano sempre più proseliti, definiamo adepti, nella cultura occidentale, che a mio avviso in questo momento storico è vuota di riti, è vuota di senso della propria esistenza e quindi la gente si aggrappa a quelle condizioni alternative, come abbiamo visto in questi casi estremi, che poi può estremizzarsi con un atto aggressivo, però non è la norma, dobbiamo dirlo, diciamo che non in tutte queste situazioni si creano situazioni aggressive come queste, però le persone cercano un senso alla propria esistenza, un senso alla propria vita e la cercano in questo modo. Io lo vedo in terapia, mi vengono tantissime persone che non trovano senso alla propria esistenza, alla propria vita ed è in crescita esponenziale sempre di più questo. Ecco, poi ovviamente su questo ci sarà da fare una riflessione, però io ho visto che era pronta, mi chiedo al dottor Castellari di attendere un attimo perché ho visto pronta nello schermo la nostra Chiara Gaiani da Padova per parlare di cancelli antidegrado. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende a ridosso di Piazza Salvemini. È proprio qui che saranno installati 4 cancelli antidegrado, un percorso avviato da tempo dalla società che gestisce quest'area, che è pubblica ma su quali insistono condomini in cui ci sono istituti di credito. Questa è un'area di servizio a ridosso della stazione di Padova, un cantiere di un'area sostanzialmente dismessa, l'ex PP1, e poi adesso anche i cantieri del tram che stanno occupando varie zone della città hanno creato una situazione al limite del tollerabile. Questa è un'area purtroppo di spaccio. Durante i mesi invernali in modo particolare molti senza tetto trovano rifugio sotto i portici, c'è stato un morto per overdose, principi di incendio per le persone che tentano di scaldarsi e spaccio continuo che rende pericoloso l'accesso ai vari uffici e soprattutto l'uscita nelle ore serali e notturni. Cancelli che verranno installati tra circa 3 mesi e saranno a totale carico della società che gestisce appunto i vari condomini, saranno appunto installati tra 3 mesi e resteranno chiusi tra le 22 e le 7 del mattino per permettere l'accesso durante il giorno a quest'area pubblica. Un'area di pericolo perché? Perché purtroppo tra le varie vie di accesso e di nascondiglio per la droga ci sono anche molte
queste botole che vengono aperte, viene nascosta la droga oppure ci si infilano proprio dentro gli spacciatori per nascondere usando il garage sotterraneo. Queste botole spesso restano aperte e quindi aggiungono pericolo a pericolo. I cancelli saranno 4. Questa mattina abbiamo raggiunto Giuseppe Parisi di Gangi che amministra i condomini di quest'area, che sarà ed è l'incaricato della realizzazione dei cancelli. Lo abbiamo sentito e vi lascio l'intervista che abbiamo raccolto da Padova, poi la linea può tornare allo studio. Giuseppe Parisi di Gangi, le cancellate ormai ci sono, è un progetto a cui voi purtroppo avete messo mano qualche tempo fa, ad aprile l'autorizzazione, adesso finalmente se ne vede la fine e tutte le persone che lavorano, perché quella è un'area di servizi, non vedono l'ora che arrivino. Sì, sicuramente sì, perché in realtà quell'area è diventata punto di ritrovo dei tossicodipendenti, degli sbandati, soprattutto durante il giorno, ma soprattutto durante le ore serali e la chiusura degli uffici, per cui nel momento in cui si svuotano tutto diventa terra di nessuno. Naturalmente laddove si dovesse riaprire l'area PP1 i cancelli non avrebbero più senso, siccome però il percorso per la riapertura di quell'area è lungo, dobbiamo comunque cercare di tutelare quelli che sono gli avventori agli uffici e gli uffici di una certa importanza, ma soprattutto anche i dipendenti degli uffici stessi. Ci racconta che cosa è accaduto in quell'area in questi anni? In questi anni è accaduto di tutto, dalle morti per overdose, naturalmente tutte le testate giornalistiche le riportano, ai principi di incendio, perché in quell'area si trovano rifugio i senza tetto, gli sbandati, i tossicodipendenti che per scaldarsi oppure per farsi le dosi accendono dei fuochi e siamo esattamente sopra un'autorimessa pubblica, quindi molto pericoloso. Abbiamo cercato di arginare in qualche modo con chiusure parziali alcune aree. Il problema fondamentale di quell'area è che è chiusa dalla parte del cantiere del PP1, per cui è completamente abbandonata. I cancelli saranno chiusi fondamentalmente durante la notte, risolveranno il problema davvero? I cancelli saranno chiusi durante la notte, l'ordinanza del Comune di Padova parla dalle 22 alle 7 di mattina. Se riusciranno a risolvere qualcosa io spero proprio di sì, perché nel momento in cui noi andremo a chiudere i cancelli ci saranno delle guardie giurate che andranno a verificare se ci sono delle persone e quindi eventualmente allontanarle se non sono autorizzate, e a quel punto l'area dalle 22 alle 7 risulterà sicuramente sicura. E da Padova andiamo subito a Bassano, perché c'è stato un incendio al mercato ortofrutticolo. Per noi lì sul posto, la vedo sullo schermo la nostra Vanessa Vanzato. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, le persone che ci stanno seguendo. Sì, tanta paura al mercato ortofrutticolo di Bassano del Grappa, dove le fiamme hanno praticamente distrutto due dei box. Li state vedendo quello che resta delle strutture proprio alle nostre spalle, con me il direttore del mercato ortofrutticolo di Bassano, Giacinto Tramonte, che è stato letteralmente buttato giù dal letto alle 3 di notte dai carabinieri che appunto segnalavano quanto stava accadendo. Sì, diciamo che mi hanno levato dal sonno ieri mattina alle 3:30 e quindi sono arrivato, per fortuna c'erano già qui 4 autopompe dei pompieri e avevano già in parte domato l'incendio. Certo, è stata davvero una cosa tremenda, perché è stato distrutto tutto quello che c'era dentro. Sì, purtroppo presso questi box da dove è partito l'incendio non è rimasto più nulla. Danni importanti? Danni importanti per l'azienda, i box sono di un'azienda singola e dopo gli altri danni sono stati fatti soprattutto gli impianti elettrici che si sono colati, quelli di illuminazione, e la fuliggine che ha causato problemi su tutta l'area sud del mercato. Tra l'altro, proprio perché l'impianto di illuminazione è andato in tilt, tutta la zona abitata è rimasta senza luce, blackout totale per diverso tempo, per diverse ore. Sì, perché proprio in quest'angolo passano dei cavi principali e hanno mandato in blackout la centralina di tutto il quartiere, e
brava l'Enel, è intervenuta in maniera molto veloce e hanno provveduto a ripristinare la corrente. Già alle 7:30, 8 di ieri mattina era tutto ripristinato, con la messa in sicurezza di tutti i box danneggiati dall'incendio. Oggi l'elettricità, l'energia elettrica funziona perché più che altro, essendo un mercato ortofrutticolo, il timore è che i vari frigoriferi per esempio non possano funzionare, mettendo a rischio anche la merce. No, quello nessun problema, anzi già dalle 8, come ho detto, dalle 8 ieri mattina sono stati tutti ripristinati, l'energia elettrica è venuta a mancare dall'inizio dell'incendio, che si prevede sia stato verso le 2:30 di ieri mattina. Alle 8 era già tutto funzionante. Resta solo bloccata la linea della luce, ecco. Sì, la linea elettrica, sì, tutti i box hanno provveduto a chiamare i propri elettricisti, hanno tagliato tutti i fili che sono danneggiati e hanno fatto dei ponti per poter lavorare oggi, che è la cosa importante. Ecco, è importante tra l'altro capire anche il mercato funziona, può funzionare? Sì, il mercato funziona, sempre nell'ambito, sto attendendo i verbali sia dei Vigili del Fuoco, sia dell'ASL, dell'ARPAV e dello SPISAL che sono venuti in sopralluogo per capire in che termini possiamo lavorare e con quali prescrizioni. Soprattutto capire se potete permettere ai privati ad accedere. Ecco, questo qui sarà un po' il punto di domanda, visto che i privati vengono singolarmente con la famiglia, con i bambini, e vediamo un attimo se sarà possibile farli accedere, anche se la previsione è quella di interdire il loro accesso per almeno i giorni che ci servono per fare il grosso dei lavori. Quindi per mettere in sicurezza l'area. Un'ultima battuta, si è capito da cosa può essere partito tutto? E qua ritorniamo sul verbale dei Vigili del Fuoco, saranno loro che sono intervenuti a capire qual è stata la causa scatenante di questo incendio. Certo è che, ripetiamo, danni importanti. Sì, soprattutto per la ditta che li ha subiti, ma da quest'altro punto di vista è che siamo riusciti a farli lavorare già da oggi. Bravi loro, sono intervenuti ieri, si sono dati da fare, abbiamo spostato l'area di vendita, la loro area di vendita e degli altri box, e quindi anche loro oggi dovrebbero lavorare sempre con le prescrizioni. Certo, insomma Daniele, hai sentito, c'è ancora tanto lavoro da fare per ripristinare e per mettere in sicurezza l'area, però sono positivi, insomma, e questo è l'importante, nonostante i danni importanti che sono stati subiti soprattutto in questi box del mercato ortofrutticolo. E da Bassano del Grappa è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie anche al suo ospite, gli auguriamo buon lavoro. Noi andiamo avanti, abbiamo la possibilità di farvi sentire ora le parole di quello che viene considerato il guru di Vidor. Lo sentiamo insieme e poi lo commentiamo insieme al dottor Casteller. Al comando dei provinciali di Carabinieri di Via Muggia, oggi è una giornata importante, con me il comandante Giuseppe Moscati. Riproviamo a vedere se riusciamo a mandarlo in onda. Vediamo un attimo, eccolo qui. Niente, ci sono dei problemi. L'audio del PC è acceso? Sì, è tutto acceso. Non so se riusciamo, non riusciamo a mandarlo in onda. No, non si sente. Niente, allora aspettiamo di avere l'intervista da potervi mandare in onda per farvi sentire quali sono insomma le sue giustificazioni rispetto a quello che è accaduto, e poi magari ci ricollegheremo insieme al nostro Christian Arboit per fare un po' il punto poi della situazione, anche il punto delle indagini. Sappiamo insomma che i carabinieri stanno ovviamente risentendo tutti i partecipanti a quell'evento ed anche i famosi 2 colombiani che si sarebbero allontanati, anche se, come avete sentito da Christian Arboit, sarebbero reperibili. Io metto il condizionale perché ovviamente questo saranno i carabinieri a doverlo accertare. Sentiremo poi le parole di questa persona. La cosa che
lascia perplessi è che forse si pensava che questi eventi fossero comunque tenuti in sicurezza, nel senso che da quello che si sapeva, se si prendono delle sostanze che possono più o meno dare degli effetti, una persona che doveva essere appunto magari il guru o chi per esso, il referente, certo. Rimaneva però sobrio, possiamo chiamarlo così, in modo da poter insomma garantire la sicurezza a chi invece, eppure evidentemente qualcosa è andato storto in questo evento. A me stupisce un aspetto sinceramente di tutta questa vicenda, intanto che non ci siano, almeno dall'oggettività dei fatti, delle notizie chiari sui gridi, non grido, l'allarme, non l'allarme, chi c'era e chi non c'era. E poi però è un confermare il modello dello sciamanesimo e del guru, certo. Perché se notiamo chi ha coordinato, chiamiamolo guru, chiamiamolo referente, non si sta sottraendo al confronto, alle interviste, ed è normale perché è garante di una comunità. Lo sciamano, il punto di riferimento in questi riti. In questi riti spesso c'è una figura di riferimento e questa figura è il garante della socialità, della comunità, quasi a garantire a tutti gli altri che lui si fa carico di quello che è una sorta di responsabilità. La caratteristica del rito è proprio questa, è non comunicare verbalmente, assolutamente, avviare delle procedure ed appartenere a una comunità anche in assenza di dialogo verbale. Di fatto quello che noi vediamo è un continuare il rito, certo, che non è finito con una morte, con un decesso, ma continua con un'appartenenza e con un referente che noi stiamo chiamando guru, poi non so come lo potremo chiamare, però che sta garantendo informazioni e si mette a disposizione. Io provo con la regia a vedere se riusciamo invece a mandarlo in onda di nuovo, non so se la regia riesce, forse ce l'abbiamo fatta. Eravamo alle fasi finali, diciamo, del nostro cerchio di musica. A quel punto ci siamo alzati chi c'era, eravamo in una decina, siamo andati fuori e l'abbiamo cercato ovunque. Dove sono arrivati i controlli siamo arrivati anche noi. Quando ci siamo resi conto che non c'era, abbiamo chiamato polizia e soccorso. Queste due persone chi erano? Le persone che lo sono andati dietro? C'erano due curanderos latinoamericani che stavano con lui in quel momento. Tra l'altro sono persone diciamo che hanno tutti i requisiti per assistere delle persone in quel momento. C'erano anche altri, però adesso non saprei dirvi con precisione chi, anche perché so che tutto quello che dico poi può essere ripreso e queste due persone che lo hanno seguito fuori, lo avevano visto alterato e adesso queste due persone sono in Italia o non sono qui? Allora, alterato non è la parola giusta. Noi facciamo questi cerchi con musica perché pensiamo che sia una potente espressione di cura. Per cui le persone che frequentano i nostri cerchi non sono degli sballati che cercano appunto lo sballo del sabato sera, vengono per trovare conforto, per trovare delle risposte a dei vuoti interiori, a cui noi chiamiamo tutto questo cura. Quindi è possibile che ci siano stati dei momenti in cui Alex si sia sentito che col bisogno di essere confortato da qualcuno. In questo caso ci siamo noi, ma tutto il gruppo è lì per questa... Oggi non era lucido per qualche ragione? Non ho capito? Non era lucido, era uscito perché non era lucido, perché esce dall'abbazia e le due persone lo seguono, a un certo punto lo perdono di vista, non sanno più dove va. Perché erano le 3 di notte, c'era un fuoco fuori e come vi ho detto prima, il fuoco è come si dice, un luogo di meditazione. Per questo, non è che siamo stati tutto il tempo.
Dunque avete sentito, ovviamente, poi sentiremo l'intervista intera per intero nel nostro telegiornale, avete sentito insomma le parole, ovviamente le domande di tutti i giornalisti che stanno cercando di capire cosa è accaduto in quel frangente quando lui è uscito ed è stato a questo punto appunto inseguito da questi due cittadini colombiani che evidentemente, da quello che si è capito, non lo hanno trovato o non lo hanno raggiunto, almeno insomma da quanto detto. E si diceva, ho visto che un po' quando ha parlato di cura, io mantengo l'autocontrollo in questi casi, quindi evito, esprimo la pacatezza attraverso una dialettica contenuta, però per me la cura significa sanità, significa clinica, non significa riti, non significa, e aggiungerei anche un altro aspetto, a mio avviso. Le forme psicotiche sono diffuse e nel momento in cui si ritiene che con percorsi paralleli la musica, il fuoco, la terra, l'aria si possa curare, io da clinico dico, auguro a tutte quelle persone un'immensa grande fortuna di trovare il loro equilibrio, perché per me sono forme alterate, psicotiche, con manie persecutorie, più o meno religiose, ma sicuramente invasive. Perché poi io queste persone le vedo quando sono nelle situazioni drammatiche, quando magari nella relazione con i loro figli perdono il controllo della loro vita, perché coltivano vite che non sono integrabili con il resto della società. Quindi ritengo quei mondi dei mondi pericolosi a confine con la realtà. Non so se questo sia il caso, ma quando io sento il termine cura, se mi permettete, inizio a difendermi pesantemente, e la cura deve essere delle persone che sono certificate, medici, psicologi, psichiatri, infermieri, cioè la tutela della sanità è in mano a questi soggetti. Chi si avvicina a questi riti lo fa a proprio rischio e pericolo, sia in termini di competenze, ma sia in termini di conseguenze, al di là dell'evento specifico che è successo. Successo. Dottor Cazzarelli, prima di chiudere questa pagina, insomma, dedicata proprio ad Alex Marangon, poi vedremo se il nostro collega potrà ricollegarsi per darci le ultime notizie. Io ho un'altra frase che mi ha un po' così fatto pensare, ecco, è quella che lui ha detto, Alex quando è uscito probabilmente aveva bisogno di essere supportato, però questo aiuto evidentemente è mancato. Infatti dalle parole si percepisce che erano arrivate delle persone dall'estero che sapevano in qualche modo praticare il rito, quindi vuol dire che il rito prevedeva dei rischi, altrimenti non si invitano dei soggetti specializzati, da quello che ho capito. Non conosco il rito, quindi immagino che ci siano degli elementi di rischi. E comunque dall'intervista emerge che eravamo tutti pronti, eravamo tutti qua, eravamo anche in presenza di infarto, chiede il suo, ma è tutti lì, però se non c'è il defibrillatore la persona non rimane qui con noi. Non è che la vicinanza dell'amicizia, della relazione umana, di tutti questi aspetti qui siano elementi sufficienti per curare situazioni drammatiche come quelle. Ci sono degli elementi oggettivi, c'è la scientificità, ci sono degli approcci molto chiari. Se ho necessità di curare l'anima, lo spirito, mi avvicino personalmente al mondo cattolico cristiano, se proprio devo dirla tutta. Non vado ad avviare dei riti che possono creare dei disequilibri interni. Però io, se mi permette, vorrei precisare un aspetto. Non è così particolare e riduttiva la presenza di questi fenomeni, è diffusa. Perché? Perché l'essere umano cerca sempre di più un senso alla propria esistenza. Certo. È nel vuoto. Io le faccio un'ultima domanda e dopo vado in pubblicità perché vedo che me lo stanno segnalando. Una persona che è sotto l'effetto di queste sostanze, più o meno, perde comunque il controllo un po' di se stesso, sarebbe in grado, in caso di aggressione, di difendersi? E la seconda domanda è: oppure potrebbe rischiare magari di farsi del male non voluto
Ma accidentalmente? Siamo nelle ipotesi. Esatto. È certo che se non c'è la perdita del controllo si rimane nella realtà, quindi la perdita del controllo è ciò che si cerca attraverso questi riti. Se non si perde il controllo, tanto vale non praticarli. Quindi tutto può essere accaduto? Assolutamente, questo, sia non riuscire a difendersi, sia eventualmente scivolare oppure anche aggredire, perché può essere che la perdita del controllo non sia del soggetto che è venuto a mancare, ma magari di qualcuno che è attorno, che facendo uso di queste sostanze abbia sviluppato forme di aggressività spinta nei suoi confronti. Io ringrazio davvero il dottor Castellari per essere stato con noi. Adesso c'è la pubblicità qualche istante, poi torniamo e parleremo anche con un sindaco neoeletto, che è il sindaco di Quinto. Qualche minuto di pubblicità e torniamo di nuovo in onda. Rieccoci nuovamente in studio. Torniamo a parlare comunque di cronaca, lo facciamo con un sindaco neoeletto, il sindaco di Quinto, Ivano Dorigon. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Perché torniamo a parlare di cronaca? Perché appena insediato il sindaco si è trovato di fronte a un fatto, insomma, di cui abbiamo anche parlato, un attentato ad un bar nel suo territorio con due persone che sono entrate, hanno fatto irruzione, hanno dato fuoco, poi c'è stata l'esplosione delle bombole e quindi la distruzione di questo bar, minacce alla barista. Che lei sappia, sindaco, ci sono novità su questo evento? Ma a me non risultano delle novità, se non che ci sia stato un incendio doloso che poi è andato a finire in un'esplosione vera e propria che ha distrutto completamente il bar. E qui mi fermo perché non ho altre notizie in merito su questo. Ecco, noi sapevamo che due persone erano state fermate, che erano insomma gli esecutori materiali di quello che era avvenuto, e poi c'era da accertare. Questo saranno ovviamente i carabinieri, gli inquirenti che dovranno accertarlo, se ci fossero o meno dei mandanti rispetto a questo fatto. Sindaco, quello che le volevo chiedere, il bar non può essere ancora sistemato, immagino? Ma che mi risulti ancora sotto sequestro. Noi abbiamo chiesto, ottenuto l'accesso alla pedonale in maniera tale da non costringere la gente ad entrare in strada per attraversare, e da quel momento in poi è ancora fermo lì. Lei ha più sentito la titolare? No, la titolare non l'ho più sentita, nel senso che avevamo espresso all'epoca la nostra solidarietà, non abbiamo avuto anche altre informazioni in merito, stiamo aspettando di capire le forze dell'ordine se riescono a trovare i mandanti sostanzialmente. È un fatto che ha inquietato Quinto? Ha un po' preoccupato, sì, perché sì, Quinto è un comune abbastanza tranquillo, non era mai successo nulla del genere, quindi trovarsi ad avere un incendio o esplosione in un locale pubblico ha destato qualche preoccupazione nei cittadini, questo sì. Lasciamo quindi la cronaca, perché adesso parliamo invece sindaco neoeletto. Intanto complimenti, si parte con progetti, si parte con iniziative. La cosa che a lei sta più a cuore da fare nel comune di Quinto? Ma cosa ce ne sono molte, a dire il vero, no? In primis direi riprendere i contatti e creare quel clima positivo con le associazioni, con le attività produttive, con i cittadini. Quindi ho già ripreso i colloqui giornalieri con i cittadini per capire quali sono un attimino le necessità del singolo e cercare anche di riorganizzare un po' la macchina comunale. Abbiamo diversi posti vacanti, quindi rientrare a pieno regime per dare le risposte nei tempi giusti. Queste settimane dopo le elezioni come sono state? Difficili, complicate? Allora no, non sono stati particolarmente difficili, anche perché tutto sommato vengo fino a 5 anni fa da 10 anni di amministrazione, quindi ho fatto sia l'assessore che il vice sindaco, quindi conosco abbastanza bene la macchina comunale. Ci sono parecchie cose da fare, ci sono parecchi lavori da portare a termine e cercare di portarli a termine nei tempi e nei modi dovuti, questo sì, quindi stiamo cercando di correre. Ci abbiamo messo una settimana a ricomporre la squadra di giunta, quindi siamo partiti abbastanza velocemente. Adesso il primo step ovviamente sarà la variazione di bilancio, che ci permetterà di destinare quelli che sono i soldi per le varie opere da completare per le urgenze vere e proprie, insomma, dei cittadini. Ecco, come squadra le novità?
Ma guardi, le novità, allora noi ci eravamo presentati sia con l'appoggio di 2 partiti, Lega e Forza Italia, però siamo partiti anche proprio da una lista civica, cercando di includere diverse persone che fossero al di fuori dei partiti, ma che venissero dall'associazionismo o anche gente che avesse praticato un po' di volontariato. Quindi abbiamo una squadra abbastanza nuova, che però diciamo, è diversificata con un paio di persone d'esperienza, quindi all'interno del Consiglio abbiamo dei giovani che sicuramente danno quella spinta propulsiva che ci permette di essere sempre sul pezzo. Ecco, lei prima parlava di opere da realizzare, e quali sono le maggiori, quelle che più insomma... Io spererei entro fine anno di completare il municipio, che è fermo da qualche anno per adeguamento sismico e altre cose. Quindi ritornare con tutti gli uffici all'interno in maniera tale di dare visibilità di nuovo al municipio e rispondere anche a tutto quello che ci chiede la cittadinanza. Detto questo, le prime cose che faremo sarà sicuramente ripristinare un po' di decoro urbano, programmare le manutenzioni, perché questo è quello che bisogna fare, e poi per il prossimo anno cominciare con qualche opera pubblica. Nel nostro programma c'erano un po' di piste ciclopedonali, cercheremo di concentrarsi su quello. Ecco, si parlava anche di manutenzioni, visto poi quello che è accaduto nei giorni scorsi con il maltempo in vari comuni, fortunatamente insomma Quinto mi pareva che da questo punto di vista si fosse salvato, sì. Però insomma le manutenzioni sono importanti, Sindaco, proprio per evitare poi di trovarsi... È vero, il nostro comune fortunatamente non ha torrenti ma il Sile vero e proprio, c'è un bacino d'espansione logico che è quello della palude, quindi si è alzato parecchio il Sile, però non abbiamo avuto diciamo, allagamenti, se non in qualche piccola zona che è più dovuto a dei torrenti che sono intubati e in cui ho fatto manutenzione, questo sì, perché spesso e volentieri le radici si infiltrano all'interno delle tubature, quindi dovremo affrontare anche con una buona spesa nel prossimo anno questo lavoro qua per ripristinare diciamo, lo scolo delle acque meteoriche, questo sì. Ecco, e come finita la scuola, come invece edifici scolastici, avete qualche cosa, qualche ristrutturazione? Allora, il Comune ha appena finito di efficientare la scuola media. Durante l'estate siamo partiti con l'efficientamento della scuola primaria Marconi e sono stati appaltati i lavori che verranno suddivisi in quest'estate e anche nella prossima. E tutte e 2 le scuole saranno provviste di sistemi fotovoltaici, di accumulo, in maniera tale da renderle autonome dal punto di vista energetico, questo sì. Ecco, Sindaco, noi parliamo di... mi scusi che... allora noi parliamo di vari furti... Adesso, se non sbaglio, c'è stato proprio un tentato furto a magazine dal Ziluo? Termoidraulica, che è nel suo territorio. Esatto, dal Zilio, ecco, scritto anche male, in termoidraulica, giusto. C'è stato un tentato furto, stanno indagando i carabinieri, hanno tentato di fare irruzione, fra l'altro, se non ricordo male, poche settimane fa ce n'erano stati altri diversi furti proprio nella zona industriale di Quinto. A livello di videosorveglianza avete pensato qualcosa? Allora, noi abbiamo innanzitutto da completare la squadra della Polizia Urbana. Abbiamo 2 posti vacanti di vigile urbano che andremo a completare, io spero, entro agosto, in maniera tale da poter anche creare 2 squadre di mattina, di pomeriggio, sera per il controllo del territorio. Dovremo anche implementare sicuramente la telesorveglianza, questo sì, abbiamo già una predisposizione fatta, dobbiamo solo cercare di implementarla. Ecco, di quante... Allora, insomma, abbiamo visto che insomma, soprattutto la zona industriale, ci dicevano, forse è quella meno... con meno telecamere? Sì, allora a Quinto diciamo che non ci sono moltissime telecamere ad oggi, quindi sono nelle arterie principali. Ecco. Quindi dovremmo un po' nelle zone critiche cominciare ad ampliare questa telesorveglianza. Fra l'altro abbiamo tutte le predisposizioni che fatte con la nuova illuminazione pubblica, quindi si potrà mettere nei punti dove si vuole, si può dire, o quelli più strategici che serve appunto per ricondurre a questo. Vedremo, faremo un progetto di massima e su questo riusciremo ad ampliarla sicuramente. Ecco, io do anche una notizia che vedo ora in ANSA, che la Procura della Repubblica di Verona disporrà l'autopsia sul cadavere di una ragazza mantovana di 26 anni, il cui cadavere è stato ripescato ieri mattina in un canale nel Veronese, dunque predisposta l'autopsia dalla Procura della Repubblica.
Per quanto riguarda invece la famiglia di Alex, l'avete sentito, la famiglia ora chiede il silenzio e insomma per anche l'ultimo saluto a questo ragazzo di 25 anni trovato morto. Sindaco, purtroppo fatti di cronaca nella Marca in questo periodo davvero troppi. Sì, non ci facciamo mancare nulla, direi, nel senso che è sempre un dolore grande per queste giovani vite spezzate, questo sì. Non che le altre siano da meno, ma anche le modalità su queste cose qua lasciano un po' interdetti. La ricerca sempre di qualcosa di diverso tante volte porta a delle gesti estremi, ma anche morti veramente strane. Sì, e ne abbiamo parlato purtroppo anche a lungo. Io do un'ultima notizia di cronaca, mi scuso Sindaco, ma purtroppo sull'omicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all'udienza preliminare e va a processo, la difesa annuncia che non chiederà per lui la perizia psichiatrica. Turetta dunque rinuncia all'udienza davanti al GUP prevista per il 16 e per il 18 luglio prossimi, accetta di andare direttamente a processo in assise per l'omicidio dell'ex fidanzata. Lo ha annunciato il difensore, il professor Giovanni Caruso. La decisione spiega consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso e della volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibile e nell'interesse di tutti. Purtroppo in questa edizione abbiamo dovuto parlare di tantissimi fatti di cronaca. Lo abbiamo visto nell'ultima settimana, ce ne sono stati davvero tanti, con l'omicidio anche di Vincenza Caruso, che fra l'altro anche lì, di Vincenza scusate, Saracino, che fra l'altro era proprio lì a confine tra Zero Branco, sì. Canizzano, ecco, anche nel suo territorio. Sì, vicino. Fanno pensare tutti questi fatti di cronaca? Sì, fanno pensare perché uno pensa potrebbe succedere anche vicino di casa, perché sono tutte quante persone, io direi tranquille, di cui non si può dire nulla, spesso e volentieri, eppure esistono questi fatti di cronaca e spesso e volentieri non si riesce neanche a prevederli, perché sono talmente improvvisi e talmente particolari che uno dice ma potrebbe succedere domani mattina fuori di casa mia, quindi anche lì difficile arrivarci prima. Certo. Sindaco, a me verrebbe da farle la domanda, perché insomma ne abbiamo parlato davvero tanto e in questa nostra prima edizione d'altronde è un po' la questione che sta davvero facendo pensare molti, ed è quella di questi riti sciamanici, riti non lo so nemmeno amazzonici come si possono chiamare, che hanno portato però alla morte di un ragazzo. E sentivamo anche il dottor Castellè che diceva quando si parla di cura, la cura è solo quella sanitaria, ovviamente fa pensare un po' che dei giovani accettino, diciamo, questi riti per pensare di curare la mente e il proprio corpo, però a questo punto riti che possono essere rischiosi. Adesso mi viene da chiederle se dovessero chiederle lei accetterebbe di fare nel proprio territorio, di dare autorizzazioni per magari a questi eventi, che sono comunque eventi particolari, per carità. Allora, siccome si fanno uso di sostanze proibite, direi proprio di no. Questa è la base. Poi che ci siano dei giovani che sono alla ricerca di qualcosa, sì, io penso che siano alla ricerca di qualcosa di diverso, di nuovo. Quindi questi riti vengono proposti come funzioni alternative a qualcosa. Quindi io penso che proprio i giovani sono alla ricerca di questo, di qualcosa di diverso, di nuovo, che non sia la solito trantan, qualcosa che si possa raccontare o che si possa dire di averlo fatto. E spesso e volentieri poi cadiamo in cose che hanno tragici eventi. Questo è quello che mi viene da pensare, autorizzare queste cose, direi proprio di no. E io vedo il nostro Christian Arboit, che dovrebbe essere sempre a Vidor, se non sbaglio. Christian, se sei lì. Intanto buongiorno ancora Christian, se ci dai anche le ultime novità, perché ne abbiamo parlato davvero tanto in questa nostra prima edizione, per cercare di capire che cosa realmente è accaduto ad Alex.
Assolutamente Daniela, sono giorni delicatissimi e di delicatezza della fase parla proprio in questi minuti la famiglia di Alex Marangon. Ho una nota da leggerti molto breve degli avvocati Stefano Tigani, Nicodemo Gentile e Piero Coluccio. La famiglia Marangon, nostro tramite, chiede un momento di rispetto e comprensione sia per la difficoltà emotiva che caratterizza questo doloroso momento, che per rispetto del segreto istruttorio che caratterizza queste delicatissime fasi di indagine. Questo è per Sabrina, Luca e Giada il momento di concentrarsi sui preparativi per l'ultimo saluto da dare ad Alex e se e quando ci sarà di necessità di parlare con i media, saranno loro a farsi avanti. I signori Marangon ripongono nella procura tutta la fiducia di cittadini e confidano nel fatto che la verità sulla morte del loro congiunto sia garantita quanto prima. Questa la breve nota che è stata diffusa in questi minuti dalla famiglia di Alex Marangon, che chiede di fatto di essere lasciata in pace dopo le novità drammatiche e cruente che ci sono state nel fine settimana a seguito dell'autopsia effettuata sul corpo del giovane venerdì pomeriggio. Ieri si sono aggiunti poi nuovi dettagli, le costole rotte, lesioni alla schiena, il cranio parzialmente sfondato, l'emorragia, insomma tutti segni compatibili con quella che sembra una vera e propria mattanza. La convinzione degli inquirenti è che Alex sia stato assassinato, quindi una settimana fa sembrava un gesto estremo o comunque una caduta accidentale, oggi si parla apertamente di mattanza, di assassinio, di violenza anche cieca, a dirlo sarebbero i segni sul corpo di Alex. Avete sentito poco fa Andrea Zuin, quello che è stato definito da più parti come il guru di Vidor. Andrea Zuin che comunque dice ed è oggettivamente a disposizione degli inquirenti, si trova all'interno dell'abbazia, da qui di fatto non si è mai mosso. Zuin che ha parlato anche dei due curanderi, così si chiamano, che hanno seguito Alex quella sera quando appunto si è allontanato dal rituale sciamanico in corso. Questi due soggetti colombiani non sono spariti nel nulla, dice Zuin, lui è in contatto con loro, quindi Zuin che di fatto vuole sgomberare il campo da qualsiasi tipo di accusa, di sospetto, di ipotesi. Dice: tra di noi non c'è nessun assassino, di questo sono assolutamente convinto, ma poi nel corso delle prossime edizioni lo sentirete nuovamente Zuin. Io direi così, Daniela, per il momento è tutto da Vidor, ci aggiorniamo per le prossime edizioni. Con Nicoletta Rizzetti ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Sindaco, vedevo che scuoteva la testa di fronte, insomma, sì, a queste notizie. Sì, sono cose difficili da comprendere, sinceramente, anche da immaginare, oltretutto, perché un pestaggio così violento, da quello che si evince, probabilmente è fatto da persone che non hanno il controllo di se stessi, quindi molto probabilmente si trattava di persone che erano andate oltre sotto l'effetto di quella che era poi la droga, certo, o la sostanza psicotropa che avevano bevuto, assunto, certo. Sindaco, prima di chiudere io le chiederei, parlavamo di giovani che sono probabilmente alla ricerca di qualcosa. Per i giovani a Quinto ci sono in atto iniziative, progetti? Sì, nel senso che noi siamo partiti ancora diversi anni fa cercando di creare un gruppo giovanile che portasse avanti le proprie manifestazioni, cioè renderli responsabili di qualcosa. E si era partiti all'epoca, parlo ormai di 7-8 anni fa, cercando i vari leader delle varie compagnie che girano, cercare di dargli una veste pubblica. Abbiamo creato un gruppo che ancora adesso esiste
che mano a mano passa il testimone ai giovani che escono, perché vede, l'età più difficile è quando escono dalle scuole medie e vanno a finire i 20 anni. Questa è l'età più difficile, dove si perde un attimino il controllo dei ragazzi, perché da un comune piccolo come il nostro, medio, vanno a Treviso, vanno alle scuole superiori, quindi non sono più sotto il tuo controllo vero e proprio, quindi averlo a disposizione all'interno del comune, quindi creando quegli eventi che possono appassionarli, è importante proprio per seguirli passo passo sulla loro crescita. Ed è importante perché poi viene gestito mano a mano dai ragazzi più anziani che passano il testimone, e sono quelli che riescono anche a fare quello scambio intergenerazionale. Perché diciamo una persona magari della mia o della nostra età è difficile che vada a spiegare, o perlomeno non sono capiti o non creduti, ecco, diciamo così. Mentre se viene fatto da un ragazzo che fa l'università a uno che ha 17-18 anni è molto più vero, sembra più reale, anche perché poi si sanno approcciare in maniera, in termini molto diversi. Quindi il nostro obiettivo è appunto quello di creare quegli eventi, quei gruppi che all'interno del comune portano avanti queste esperienze, e ce ne sono tante, perché si va dalle audio studio per gli universitari alle ripetizioni, ai vari corsi di cose particolari che piacciono ai giovani fatti all'interno delle strutture comunali. Quanto è importante coinvolgerli i giovani oggi come oggi? No, è importante. Soprattutto dai comuni poi. No, è importante, ripeto, perché è una bella risorsa, e poi le dico per esperienza all'interno della mia lista, io avevo in lista 3-4 ragazzi che vengono fuori da quei gruppi là, che quindi adesso hanno 25-27 anni, all'epoca ne avevano 20, e mano a mano si sono impegnati nelle associazioni, perché cominciano ad essere dei veri e propri volontari. Quando tu entri a far parte di un'associazione anche tua di giovani, poi a una certa età cambi associazione, vai nella Proloco, vai nell'Avis, vai in altre associazioni che ti permettono di fare qualcosa di diverso e più adeguato alla tua età. Quindi noi dobbiamo cercare di accompagnarli. Saranno loro quindi che prenderanno in mano le redini dei giovani? Ma saranno loro quelli che prenderanno in mano le redini del comune prossimamente. Noi li abbiamo introdotti in lista proprio per questo, per creare il ricambio vero e proprio generazionale anche all'interno delle amministrazioni, perché le nostre idee molto probabilmente fra 10 anni saranno obsolete rispetto a quelle di oggi, questo è. Sindaco, un'ultima domanda prima di chiudere. Lei parlava di progetti, il progetto che verrà realizzato proprio, diciamo, nel più breve tempo possibile. Ma guardi, adesso ci stiamo focalizzando proprio nella chiusura dei lavori del municipio, della sede municipale. Quindi certo, quella è la... Ed è un bel progetto, nel senso che è fermo, il municipio è chiuso da un paio d'anni, quindi non vediamo l'ora di rientrare e completarlo, anche perché così liberiamo gli spazi nella nostra villa che è sede per gli eventi, quindi dobbiamo cercare di trovare i posti giusti. Sindaco, io la ringrazio, non so se siamo arrivati al termine, perché non vedo segnalazioni, ma penso di sì, eccolo qui che mi arriva. Io ringrazio intanto i registi Fabio Foliere e Simone Merlo che ci hanno seguito fin qua, ringrazio il sindaco di Quinto che speriamo di avere insomma qua ancora con noi per insomma, parlare anche di eventi magari più lieti di quelli che purtroppo siamo stati costretti, esatto, di cui siamo stati costretti a parlare, quindi ringrazio il sindaco di Quinto, a me non rimane che darvi appuntamento domani, sempre la prima edizione, ora le previsioni del tempo ed il consueto film. Grazie davvero e arrivederci. Buongiorno.